A Nikolaev, Ucraina occidentale, si raccolgono fondi per comprare uniformi invernali all'esercito di Kiev impegnato nell'operazione cosiddetta antiterroristica nel Donbass. La raccolta di fondi si fa nelle scuole. I bambini ucraini vengono educati al patriottismo mentre acquistano dolciumi che hanno nomi poetici come carri armati all'assalto di Mosca oppure il cervello di Zhirinovsky, il capo di uno dei partiti russi. Pensate che piacere mangiare il cervello di Zhirinovsky per questi bambini, oppure ancora i colori giallo-azzurri, anzi le stelle giallo-azzurre sul Cremlino. Insomma, l'Ucraina alla conquista della Russia, niente poco di meno. Ma il dolce più interessante ha un che di cannibalesco o addirittura di vampiresco. Si chiama il sangue dei bambini russi. E questo non viene venduto ma regalato. I bambini, interrogati in proposito, dicono che le scritte le hanno inventate loro, ma sono stati aiutati paternamente dai genitori e dagli insegnanti. Дня Збройних сил України зібрати кошти, і щоб волонтери Ecco, змогли. questa è l'Ucraina che vorrebbe entrare in Europa. Niente da invidiare ai nazisti. È da notare che questo video è andato in onda su una TV ucraina. Non si vergognano di quello che fanno.